Il secondo concorso letterario Allena il tuo cuore per amare, gioire e aiutare in memoria di Clelia Culletti, giovane brillante in campo artistico, musicale e letterario della comunità siculianese, scomparsa purtroppo prematuramente all'età di 22 anni. L'iniziativa, voluta dalla famiglia Amore in collaborazione con la Fidapa sezione di Porto Empedocle Realmonte e l'Istituto Garibaldi di Realmonte Siculiana, ha visto protagonisti gli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Siculiana, con elaborati artistici e musicali che hanno celebrato la bellezza del vivere, spronando i giovani ad apprezzare il dono dell'esistenza, così come lo ha fatto Clelia. La giovane è stata proposta come esempio di vita vissuta pienamente in tutti gli ambiti in cui si è mossa, già a partire dall'età di 12 anni, quando ha vinto il primo premio nell'ambito di un concorso con un suo elaborato con cui ha invitato tutti con un messaggio positivo e propositivo: allena il tuo cuore per amare, gioire e aiutare. Ha introdotto l'evento la dirigente Paola Catanzaro, a seguire la mamma di Clelia, Francesca Modicamore, e le fidapine Tania Cutugno, Giuseppina Mira e Sonia Sinaguglia, la quale ha letto un discorso di Domenico Marino, un psicologo clinico molto educativo ed eloquente. E questo disegno che voi vedete, che è stato fatto dalle mani di Clelia, la professoressa Mira, a un certo punto della sua carriera, è andata in pensione, non lavorava più, se n'è andata a casa e si è portata un disegno a casa sua, quello di Clelia, che io non avevo mai visto, e me l'ha portato qualche giorno dopo il funerale di Clelia, quindi solo un anno e mezzo fa. Io l'ho visto solo un anno e mezzo fa. Il disegno Clelia l'ha fatto in classe e io non l'avevo mai visto. È venuta a casa invece con il premio, con la pergamena. E quando Clelia è venuta a mancare, la professoressa Mira, che l'aveva premiata all'epoca quando era insegnante come le vostre insegnanti, me l'ha portato con tanto amore e con tanto affetto e ha sottolineato la profondità di una ragazzina che a quell'età ha capito quali siano le cose importanti a cui dare veramente attenzione.